qualcosa dall'altra parte c'era. Sì. Buongiorno squadra, in questo video vi porteremo a Forcella Scodavacca, un giretto a Casera Varmost, Daniela che ci racconta come si fanno gli scarpezzi, calzature tipiche friulane, incontreremo la famosa Cinzia e Ragazzi, basta. guardatemi, cioè finalmente dopo tanto tempo, ma per caso abbiamo incontrato Cinzia e basta. Loro scendono e invece noi saliamo. Grazie. E lui non serve neanche Veramente presentare. grandi cose. Pitini. Matteo. È stato un piacere conoscerti, Anche per veramente, me. di persona. Grazie. Grande, sei sempre bravissimo. Grazie. Bravissimo. Quindi via, si parte. Yesterday there was sun and there was rain, beauty in the mundane, and as the light Forcella Scodavacca viene considerata il simbolo delle Dolomiti di Forni. Ampia e panoramica, collega da sempre la Carnia con il Cadore. La Forcella ha isolati è sovrastata da guglie ardite come Torre Berti, la famosa Torre Spinotti e il Monte Cridola. and a sparkly shimmer on our skin, restoring everything within. Oh, dreamy, breezy we go. Bene, allora Forcella Scodavacca raggiunta. Benissimo. E da qua si possono fare tanti altri percorsi, ma noi oggi ci fermiamo qua. Più che sufficiente. La Forcella è molto bella, fa anche rima, e vale la pena arrivare fino qua. Simpaticissimo. Lasciamo che cosa? Sassolino del sorriso. Bellissimo, eh? E chi lo trova porta su un'altra vetta. Bene. Bene? Io adesso? Lo metti lì, se vuoi che qualcuno lo trovi. E fatto, benissimo. Adesso andiamo giù e ci facciamo un bel aperitivo. Ciao palà. At a pie now we climb. Oh, dreamy, breezy we go. Easy. Il giorno successivo lasciamo Silvio davanti al parcheggio dell'Hotel Cridola e da lì imbocchiamo il sentiero 242 che ci porterà fino a Casera Varmost, dove dinanzi a un panorama stupendo lasciamo il Sassolino del Sorriso. Ma la sorpresa più figa è stata la casuale conoscenza di Daniela e suo marito, due persone stupende che... Cristina, che sta bevendo il caffè. Lungo il percorso ci ha fermata la signora Daniela che ci ha offerto gentilmente il caffè. È stata una roba carinissima veramente, ma abbiamo scoperto una roba in più che lei è bravissima a fare, però lì dovete aiutarmi, che sono... Gli scarpesci si chiamano. Ok, e cosa sono? Sono le pantofole classiche nostre di montagna. D'accordo, e per farle quanto tempo ci vuole? 50 ore. 50 ore. Sono tutte fatte a mano. E sono... Non Mhm, c'è niente di niente cucito, è tutto a mano. ed è un lavorone. Oddio, è una soddisfazione. Oltre che il lavorone. È un'arte ormai. Per noi, diciamo, per noi che qua sono abituati a portarle, ecco, perché a chi non sa o chi non porta Non può capire non può tutta la capire, storia che c'è certo, dietro. certo. Però questa è un po' un'arte che si sta perdendo. Sì, no, si sta proprio. Si sta perdendo. Abbiamo provato a fare i corsi con le ragazze quando hanno visto il lavoro che c'è. Niente da fare. No, Meglio Han preso TikTok. paura. hanno detto fate voi che siete abituate. La signora Daniela poi con orgoglio ci ha mostrato alcuni dei suoi stupendi lavori, unici e irripetibili, di un'arte che purtroppo con il tempo si va perdendo. Ora come sempre vi lasciamo ai dati tecnici del percorso che vi porterà alla Forcella Scodavacca. Come sempre iscrivetevi al canale, zaino in spalla e alla prossima. Grazie a tutti.